Io ho detto, ai diretti interessati, non ho, come dire, timore di dire a tutti che se serve sono a disposizione, ben sapendo che ci sono moltissimi altri nomi, tutti quanti assolutamente con capacità, competenze, capacità anche di raccogliere consenso, per cui onoratissimo e a disposizione e sono pronto a mettermi in gioco. E se alla fine il centro-sinistra puntasse davvero sul volto civico? L'ex sindaco di Bassano del Grappa e attualmente consigliere comunale è ormai nei radar alla voce candidato governatore. Quantomeno non c'è timore di un no grazie stile Antonella Viola o Achille Variati o di una autocandidatura all'Andrea Crisanti finita nel vuoto per scarso appeal. Poletto si dice pronto, se serve, ed è uno dei nomi, civici o meno, emersi in questi giorni di febbrile caccia alla guida per le regionali, come quello dell'ex capogruppo del PD in regione Stefano Fracasso o quello sempre in ballo dell'attuale capogruppo a Palazzo Ferrofini, Vanessa Camani, che però puntualizza. Io faccio il capogruppo in Consiglio regionale, ho intenzione di farlo al meglio del mio impegno e delle mie possibilità fino all'ultimo giorno di legislatura e poi toccherà invece ai gruppi dirigenti del Partito Democratico e della coalizione individuare il candidato o la candidata migliore, ognuno fa il suo mestiere, insomma. La pressione è forte per la capogruppo, almeno da chi vorrebbe un volto identitario di partito, anche se per gli altri il campo largo avrebbe bisogno di un nome più ecumenico. Ci sono molti movimenti civici, alcuni già presenti negli anni scorsi, altri nuovi, carichi di freschezza e di novità. Credo che si debba avere attenzione nei confronti di tutte queste forze politiche, perché ora più che mai, ma io ne sono sempre stato persuaso, bisogna cercare sempre l'unità. E poi c'è il centrodestra dei coltelli affilati e dei sorrisi diplomatici che nascondono i veleni. Ed è sempre un balletto tra i meloniani, che potrebbero mettere sul tavolo Raffaele Speranzon, Elena Donazzan o Luca De Carlo, e il carroccio targato Alberto Stefani, altri big ormai quasi fuori dai giochi. Io sono sindaco della città di Treviso, sono tanti gli impegni che mi sono preso con la mia comunità e quindi il mio impegno è totalmente rivolto alla città di Treviso e ai trevigiani. Sono convinto, come ha detto il segretario Stefani, che alla Lega spetterà la presidenza della Regione Veneto. Più defilata, ma sempre presente l'ipotesi Forza Italia con Flavio Tosi. Mai come ora si attende il vertice Meloni-Salvini-Tajani per chiudere una partita delicatissima e chissà che la prevista visita della Premier a Venezia il 20 maggio prossimo per il Festival delle Regioni non possa dare le indicazioni chiave. L'unica certezza nell'incertezza è che alla guida di Palazzo Balbi non ci sarà più Luca Zaia, sul cui futuro restano in piedi le ipotesi corsa a sindaco di Venezia o ministro del turismo al posto di Daniela Santanchè. Quella del CONI è invece una partita chiusa, meramente per questioni di date. Lo ha confermato il presidente uscente Giovanni Malagò a Trieste. C'è anche un dato di fatto che le elezioni del Comitato Olimpico sono il 26 di giugno. Insomma, non mi sento di aggiungere altro. E allora a Zaia non resta che vivere alla giornata. Day by step, come dicono gli inglesi, giorno dopo giorno, gradino dopo gradino. Alla fine si capirà quale sarà anche l'attività che andrò a fare.